Al via questa mattina la 61esima edizione del Convegno internazionale di studi pirandelliani organizzato dal Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento, cornice del prestigioso confronto culturale. È stato l'Hotel Saracen di Isola delle Femmine a Palermo. Il tema del convegno è il Teatro d'Arte di Roma, con Pirandello capocomico a 100 anni dalla fondazione 1924-2024. Hanno partecipato centinaia di studenti provenienti da più parti d'Italia, accompagnati dai loro docenti. A relazionare sono stati docenti universitari, studiosi di fama internazionale, profondi conoscitori della vita e delle opere del premio Nobel per la letteratura Luigi Pirandello. Il convegno prevede anche laboratori di scrittura creativa, estemporanea e laboratori teatrali. Durante le 4 giornate di relazioni e approfondimenti si svolgerà anche la 21esima rassegna nazionale del corto cinematografico. E infine, giovedì 5 dicembre al Teatro Politeama di Palermo, con inizio alle ore 18, è attesa una performance degli studenti del laboratorio teatrale. Al termine saranno consegnati i premi Pirandello 2024 ai migliori cortometraggi, tesina, scrittura creativa, estemporanea e composizione musicale. Sì, 61esima edizione, 61esimo convegno, che non sembra vero, un'eternità, eppure il convegno pirandelliano esiste, esisterà sempre e affronterà problemi importantissimi per quanto riguarda il pensiero pirandelliano, sia come filosofo, diciamo così, ma anche e soprattutto come artista. Il 61esimo convegno intende affrontare uno studio particolare su un evento importantissimo accaduto nel 1924, e cioè intende celebrare il centenario della fondazione del Teatro d'Arte di Roma, ad opera di alcune personalità importanti del mondo dello spettacolo, tra cui gli ideatori Stefano Lantic e Stefano Pirandello, figlio di Luigi Pirandello, e Orio Vergani. Che cosa si intendeva fare con questo teatro d'arte? Rivoluzionare il teatro, rivoluzionarlo non solo dal punto di vista artistico, ma rivoluzionarlo anche nei confronti dei trust che allora vigevano. I trust erano, diciamo così, delle società di produzione teatrale che facevano il bello e il cattivo tempo, nel senso che magari privilegiavano gli autori stranieri soprattutto, e principalmente gli autori francesi, davano poco spazio alle innovazioni di cui pure il teatro aveva bisogno, e che facevano i loro interessi. È una specie di mafia, scusate il termine, ma veramente possiamo paragonarlo così. Pirandello era contro assolutamente di loro, e Pirandello voleva rivoluzionare il teatro e ci riuscì con la fondazione del Teatro d'Arte, in cui lui era una specie di plenipotenziario, nel senso che lui non faceva parte come socio del teatro d'arte, però ne era il capocomico. Dice lui, a titolo assolutamente gratuito, però tutto devo fare io, nel senso la scelta degli attori, la scelta degli autori, la scelta della compagnia, l'impostazione, la regia, tutto devo fare io. Ecco, noi con questo 61esimo convegno vogliamo appunto celebrare i 100 anni della fondazione del Teatro d'Arte di Roma, 1924-2024. Anche quest'anno il convegno si svolge a Palermo, convegno nato ad Agrigento, eppure si era parlato di un ritorno ad Agrigento. Poi invece cosa è successo? Ma è una domanda che io la storno a chi di dovere. Non dovete chiederlo a noi che cosa è successo, ma a chi, i responsabili degli enti locali agrigentini e forse anche regionali, che non sostengono il Centro Nazionale di Studi Pirandelliani con questo evento importantissimo, frequentatissimo e, come vede, pieno di persone. Siamo in 400 stamattina qui all'Hotel Saracen, e quindi a Palermo, dove il centro ha trovato comprensione
e ospitalità. Quindi io non saprei rispondere perché non si fa ad Agrigento. Questa risposta la devono dare i responsabili degli enti locali agrigentini. Entra nel vivo la 61esima edizione e tantissimi studenti partecipano al convegno. Sì, è un momento molto importante. Il convegno è l'unico nel suo genere e il vedere tanti giovani che da tutte le parti d'Italia vengono a Palermo per confrontarsi, per parlare di una tematica tanto attuale, il teatro d'arte di Pirandello 1924-2024. Cioè la dimostrazione di due momenti importanti: uno, l'attualità sempre di Pirandello; due, il desiderio che hanno i giovani di conoscere, di apprezzare e di vivere nuove emozioni. Quali sono le vostre aspettative? Beh, le nostre aspettative sono sempre a largo orizzonte, di vedere i giovani sempre più impegnati nella cultura e non nelle cose che sono nocive. Quest'anno il convegno del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani si rivolge ad un centenario molto importante, che è quello della fondazione del teatro d'arte da parte di Luigi Pirandello. Siamo nel 1924, in piena crisi dovuta all'assassinio del deputato socialista Matteotti e quindi alla presa di potere da parte del fascismo dopo un'iniziale incertezza, e dentro questo clima però ecco Pirandello che intanto gira per teatri, per città, perché ormai è il commediografo dei 6 personaggi, quindi è diventato un autore planetario. Ecco, immagina e decide operativamente di diventare capocomico, cioè di mettere in scena le commedie proprie e degli altri autori da solo, decidendo lui di essere quello che allora non si chiamava regista, si chiamava ancora direttore, metteur en scène con francesismo, ma insomma il nostro regista teatrale che, come sappiamo, ce l'hanno insegnato Streller, Roncone e così via, non è soltanto un operatore teatrale, ma è un lettore critico dell'opera letteraria, drammaturgica, che poi deve essere messa sulla scena. Qual è l'importanza di illustrare, spiegare, affrontare con i giovani questi temi pirandelliani? L'importanza è già nell'argomento, cioè la capacità che ha Pirandello di essere autore a tutto campo sul proprio presente, ma un po' da antesignano, non da profeta che ha già visto tutto chiaro, ma da grande autore che avverte con la sua sensibilità ciò che potrà accadere. E per esempio proprio da questa esperienza di direttore delle messe in scena teatrali e non puramente di autore, lui verrà fuori con una frase degli anni 30, quando è già premio Nobel, ma è una frase che ci fa venire i brividi. Lui dice che la società di massa ha bisogno di una quotidiana sete di spettacoli. Più chiaro di così